Drinking in L.A. Bran Van 3000 o Bran Van 3000, come dicono quelli bravi, quelli studiati. Abbiamo la prima telefonata del 2010 e vediamo chi c'è in linea. Buongiorno. Jonathan, buongiorno. Anche col nuovo anno? Troppo consumato male, perché il nuovo anno lo sai che uno se ne va al cinema, no? Sì. Mio fratello, male, mi spaccai la testa. Al cinema? Al cinema, male, ero io, Luca e Andrea, Gemelle De Pino. Esatto. Poi c'era Allecca Mastici. Allicca Mastici, sì. Mi spaccava la testa. Andiamo a vedere un film tridimensionale, male. Film tridimensionale? Addirittura. Ho capito. Si chiama così a 3D, lo sai perché? È bellissimo, perché? Perché si chiama così? Scusi. DK e DK, di tutti scillati. Esattamente. DK, D-da e D-da. Ho capito. Ma adesso non ha lenti, c'ho pusciato, troppo particolari, ma pazzesca, Sì, perché altrimenti non puoi vederlo in 3 dimensioni se non hai gli occhiali. Su bestie, perché ci mi sono tutti i lenti russi di lato e tutti i lenti vitti di là. No, Jonathan, ascolta. Troppo consumati, no, guarda che è fatto apposta per poter vedere il film in 3 dimensioni, capito? Cioè, se non indossi gli occhiali non lo vedi in 3 dimensioni. Ah, davvero. Hai speso dei soldi inutilmente, scusami. Luca Andrea, sinistro. Italo. Ma no, dovevano riconsegnarli. Tutto così ma che c'entra? A parte che dovevano riconsegnarli gli occhiali all'ingresso. Appunto un mare mi spaccava a destra sto film, mare, mi spaccavo il cioppo a destra, eravamo cioppo sessi, con gli occhiali misi, mare, vedevamo poppetta che ne arrivavano da facci, mare, cioppo pazzesco, mare, cioppo flesciato, cioppo bello, mare. Cioè, secondo me voi vi siete tenuti gli occhiali anche dopo il film e non ve ne siete accorti che ce l'avevate addosso. Infatti mi sa che il dopo fu un danno, mare, perché Allecca Mastici che guidava lui, no? Ha guidato lui la macchina. Bella, affidabilissima sta cosa. A un certo punto ho visto un avolo tridimensionale, mare, solo che era più davvero. Non era chiuso cinema, mare. Ci arrivavo l'avolo da macchina. O ci arrivavamo noi, mare. Non lo so. Ci arrivavamo noi. Forse vi siete incontrati a metà strada, Può essere che l'avolo si spostava. No, però secondo me, per come eravate persi, secondo me sì, guarda. Troppo consumata macchina, mare, troppo persa. Ora facci di coso, di Allecca Mastici, mare, ci resti di coppa, mare, che ci spaccava destra e davvero. Però veramente. Mare, 40 punti. Appena arrivavo all'ospedale ci passi che era stato vittima dei fuochi d'artificio, mare. E invece sto faccio ci aveva spaccato la testa con un cazzotto, facci, lei si imbavagno. Deve essere robusto il papà di questo Lecca Mastice. Lo faccio dal Lecca Mastice, scarica l'uno potto, mare. Che mano! È un animale, ci è fin cazzotto da testa, ma ci spaccavo, ci rivedo, ci scucchiavo tutto il nostro cranio, mare, ci scucchiavo tutti i vari. A chi dici, passo che c'è andappata è tipo una bomba di maratona da testa. Perché dici, ma puoi essere mai in pugno di sta maniera, mare? No, sicuramente è la maratona, insomma. Sicuramente ci farevo palloni di maratona, mare. Comunque ti stai salutando, fratello, ci vende la canzone di mia. Allora, guarda, questa è una canzone di Neffa che si intitola La mia signorina. Questa anche. Adesso tu senti bene le parole e poi vediamo se riesci a capire un po' il senso secondo, ma anche primo di questa canzone. Ok, allora da parte di Jonathan, dedicato a tutti gli ascoltatori troppo pessimi alla Catalla. Siete tutti consumati, mare!